Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 562 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,86%. Sono inoltre 21.746 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 53 casi. Nella giornata odierna si registrano 6 decessi, una donna di 89 anni di Trieste, una donna di 87 di Pordenone e un uomo di 86 di Trieste, tutti morti in ospedale, un uomo di 80 anni di Fiume Veneto, morto nel proprio domicilio, una donna di 72 anni di Povoletto, morta all'ospedale di Udine, e un uomo di 71 anni, morto sempre in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 189. Relativamente ai casi registrati all'interno del Servizio Sanitario Regionale, nell'azienda universitaria Giuliano Isontina sono risultati positivi un amministrativo, 3 infermieri e un terapista. In quella del Friuli Centrale un operatore sociosanitario e un infermiere, in quella del Friuli Occidentale un tecnico, nel Burlo Garofalo un terapista. Per quanto riguarda invece le residenze per anziani sono stati rilevati 9 casi tra gli operatori a Trieste e Gorizia e 3 tra gli ospiti a Grado e Gradisca di Sonzo. Assessore Zilli, oggi la Giunta ha approvato questa mini manovra autunnale, sono 117 milioni, come vedranno distribuiti? 117 milioni di euro da impegnare immediatamente entro l'anno, 66 milioni sono frutto dell'accordo Fedriga-Franco che ha visto appunto ulteriori dotazioni finanziarie per quest'anno. Le destinazioni sono legate a degli impegni imminenti. Il primo, la sanità, con una dotazione finanziaria di 27 milioni di euro, poi abbiamo destinato 24 milioni di euro al fondo di rotazione in agricoltura, 50 milioni al fondo relativo alla casa per dare risposta alle domande ancora in sospeso su quel bando e per cercare quindi di dare risposta a molte famiglie che attendono, e poi abbiamo destinato 7 milioni di euro al comparto relativo alle attività economiche della nostra regione, penso alle piccole medie imprese ma anche alla legge Sabatini e anche al FRIE come fondo di rotazione importantissimo per garantire la liquidità alle nostre aziende. In più abbiamo risorse importanti anche per il settore dello sport, 2 milioni per la sanificazione delle palestre e degli impianti sportivi in questa emergenza che continua ad avere ancora delle necessità evidenti, e poi 1 milione e 7 per lo scorrimento della graduatoria per i bandi ripartenza voluti dall'assessore appunto alla cultura e sport per cercare di stimolare una ripresa anche in termini assunzionali. Assessore Rosolén, da domani si apre il Recruiting Day per quanto riguarda i del service. Il Recruiting Day per quanto riguarda i del service per 30 figure professionali, nelle prossime settimane ci saranno anche quelle per Monte Carlo Yachting e per altre 16 aziende del territorio regionale sulla sostenibilità ambientale. I centri per l'impiego si stanno aprendo in maniera importante e i numeri di quest'anno lo dimostrano alle aziende del territorio e stanno diventando soggetto fondamentale nella ricerca del personale. Quali sono le figure oggi ricercate dai Ideal Service? Le figure che stiamo cercando sono molteplici. Sicuramente ricerchiamo molte figure nell'ambito del settore delle pulizie, del facility, della manutenzione del verde, quindi figure operaie. Altresì ricerchiamo delle figure di coordinatori, sempre nell'ambito del facility. Ricerchiamo delle figure nell'ambito degli impianti di selezione rifiuti, quindi sia figure operative, dalla cernita dei rifiuti a figure di magazzinieri e manutentori. Inoltre stiamo ricercando degli ingegneri per quanto riguarda l'efficientamento dei nostri processi produttivi, quindi per avere degli impianti sempre più all'avanguardia ed efficienti. Nell'ambito della nostra divisione servizi ambientali ricerchiamo la difficilissima figura dell'autista, nel senso che all'oggi è
decisamente molto complesso ritrovare questi profili, stiamo pensando anche dei percorsi formativi, intanto partiamo con il reclutamento di persone già formate. E infine per quanto riguarda la sede di Pasian di Prato, quindi parliamo di una sede in cui ci sono oltre 100 figure impiegatizie, stiamo rafforzando sia l'area delle risorse umane, quindi con figure di carattere operativo, quindi per l'elaborazione cedolini, sia figure anche per quanto riguarda l'area del cosiddetto soft risorse umane, quindi figure per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo organizzativo. Ricerchiamo altresì, sempre presso la sede di Pasian di Prato, delle figure commerciali e il back office commerciale, quindi impiegati da utilizzare nella segreteria commerciale di supporto. E da ultimo stiamo rafforzando anche l'area dell'amministrazione e finanza e del controllo di gestione. Quali tipo di contratti offrite? Offriamo diverse tipologie, quindi sia per quanto riguarda la tipologia di orario, quindi abbiamo sia posizioni a tempo parziale che posizioni a tempo pieno, sia per quanto riguarda anche la tipologia specifica di contratto di lavoro, quindi sia contratti a tempo determinato che arrivano fino a 12 mesi, sia contratti a tempo indeterminato. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.